Sportivi siciliani di 7 Gold, ma anche di TVM Palermo, ben trovati con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Le ultime due puntate di questa stagione 2023-2024, che si chiuderà virtualmente mercoledì prossimo, mercoledì 19 giugno a Caltanissetta, nel contesto dei Penalty Awards, il vero e proprio galà del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo infatti alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita proprio di Caltanissetta. La puntata di oggi parlerà anche di calcio giocato, perché il Trapani ha acquisito il diritto di giocare la finalissima della Pool Scudetto, giocherà contro il Campobasso. Anche al Modica, grande soddisfazione del calcio dilettantistico siciliano, si giocherà una finalissima, quella contro il Pompei per l'ammissione al campionato di Serie D. Partiamo con il Trapani e la bella vittoria contro il Caldiero Terme, che ha spalancato la finalissima per la squadra di Alfio Torrisi. Una bellissima vittoria, rotonda, meritata, contro una squadra che, come ha ben detto lei, va sottolineato, una squadra che ha vinto un campionato di Serie D, che ha passato a discapito di squadre forti come il Piacenza, in un gioco difficile, una squadra che ha superato nella pool squadre forti come la Clodiense, una squadra fatta di giocatori importanti, una squadra forte come il Trapani, perché è una squadra che ha vinto, quindi siamo soddisfatti perché ancora una volta abbiamo dimostrato di avere una mentalità ben delineata, nonostante siamo al 6 di giugno, e quindi felici e contenti ci godiamo questa vittoria e ci proiettiamo per la finale. Abbiamo fatto secondo me 33 minuti di altissimo livello, di grande qualità, dove abbiamo espresso secondo me una mole di gioco veramente importante, sia sotto il profilo dello sviluppo e anche dell'intensità. Una buona e un'ottima fase di non possesso, andiamo a prenderli alti. Poi abbiamo preso gol, ci siamo un po' abbassati, non siamo riusciti a prenderli più alti, abbiamo concesso un po' il palleggio e poi dopo il gol c'è l'inerzia mentale, l'aspetto mentale di una squadra che trova il gol e cerca in tutti i modi di proporre, di accelerare. È una squadra che prende il gol e deve resettare, quindi io penso che abbiamo fatto 15 minuti un po' di sofferenza, dove il Caldiero per onestà intellettuale avrebbe meritato anche il pareggio per quello che ha fatto, per quello che ha sviluppato. Poi il secondo tempo siamo rientrati con la giusta mentalità, siamo andati a fare di nuovo una pressione altissima, uomo contro uomo, l'abbiamo fatta molto bene, abbiamo ripreso il pallino del gioco, abbiamo fatto secondo me un secondo tempo importante, quindi io penso che nella gestione della gara oggi il Trapani ha fatto 70 minuti fatti veramente bene, importanti, da grande squadra, sia sotto l'aspetto della fase di non possesso, che ha dato grandi risultati, visto anche le palle recuperate e il gol fatto, perché abbiamo fatto 2 gol su palle recuperate nella metà campo avversaria ancora una volta, e anche sulla fase di sviluppo, togliendo quel quarto d'ora dove il Caldiero ha trovato il gol e poteva pareggiare. Però è giusto dire che nella totalità della gara penso che si è fatta una buona partita. Bisogna dire che il Trapani, sia in Coppa, sia a Caldiero, sia oggi, ha fatto quello che ha fatto tutto l'anno, è che forse si dimentica presto, e sono bastate 2 prestazioni e 2 sconfitte per far dimenticare quello che si è fatto e quello che abbiamo sempre fatto, certo, e che hanno sempre fatto i ragazzi. Quindi siamo tornati a fare il nostro, come è giusto che sia. Abbiamo avuto 2 incendi di percorso che fanno parte anche di una stagione e ci siamo ripresi bene. Fine primo tempo oggi ci siamo detti: se ci abbassiamo non siamo più noi, dobbiamo alzare il baricentro, dobbiamo andare a prenderli alti, dobbiamo chiudere la loro metà campo, perché abbiamo la qualità per poterlo fare e per andare a chiudere questa partita. Dobbiamo andare a presenziare in un evento che è una finale di Coppa Italia, di Pool Scudetto, scusate, che già penso per essere lì presenti è un onore ed è una cosa penso fantastica. E oggi per un attimo, quando sentivo la curva cantare "vinceremo il tricolore", ho detto: ma sai, quando uno pensa un attimo di cosa stiamo parlando, perché in queste categorie non è un coro che si sente spesso e volentieri, si sente, diciamo, in Serie A, sono gli scudetti da vincere, quindi questo penso che deve galvanizzare un po' tutto l'ambiente. È una gratificazione per tutti andare a passare una giornata
di giugno in un ambiente bello dove si respira una finale della Pur Scudetto, che penso è qualcosa di affascinante, di bello. Noi andremo lì sicuramente per non fare comparsa, ma per cercare di fare quello che abbiamo fatto tutto l'anno. Incontreremo un altro avversario che merita rispetto come noi e merita applausi per quello che ha fatto durante questa stagione. Andremo lì nella speranza che sia una gran bella giornata di sport per tutti, per gli appassionati, per i tifosi nostri, dell'avversario, per la società, e poi dobbiamo essere bravi a fare una strategia che ci possa portare magari a questo traguardo, trionfo, che veramente poi sarebbe qualcosa di veramente penso irripetibile, inspiegabile, perché quando si parla di queste cose penso sono cose che bisogna attenzionare e riflettere su quello che abbiamo veramente costruito, su quello che si è fatto e su quello che ancora possiamo fare. Io posso dirti che questa è una squadra che merita tanto rispetto per quello che ha fatto. È stato fatto già un mercato quest'anno in corsa e all'inizio con tanti giocatori di categoria superiore che hanno accettato Trapani, con obiettivi naturalmente della società di fare già un mercato per tenere uno zoccolo duro per l'anno prossimo, e hanno accettato la categoria scommettendosi per un anno con la speranza, che poi è diventata certezza, di tornare tra i professionisti. E quindi penso che il quadro è chiaro. Adesso dobbiamo preparare al meglio questa finale della pool e poi dovremmo farci anche qualche giorno di vacanza, penso che sia meritato. Anzi, adesso ci prepariamo alla festa, perché abbiamo la festa la settimana prossima, e poi ci prepareremo anche per la finale della Pur Scudetto. Uno straordinario Trapani di Alfio Torisi, che stravince in casa contro il Caldiero Terme e acquisisce il diritto di giocare domenica 16 la finalissima Pur Scudetto del campionato di Serie D. Giocherà contro il Campobasso, che pur perdendo in casa 3-2 acquisisce, in virtù del risultato di andata, il diritto di giocare proprio questa finalissima contro la squadra di Alfio Torisi. Dall'Antonio Molinari, l'Avicor Molinari Stadium, il ritorno di questa semifinale di Pole Scudetto. Si riparte dal 5-2 maturato a Lamberti di Cava dei Tirreni. Il pallone è buono per Antonelli, attenzione, la sterzata, ancora Antonelli, ce l'ha sul mancino, può tentare la conclusione, ribattuta di Filippo, palla lì davanti, il vantaggio della Cavese, 1-0. Lambiase la rimette dentro, Romero col mancino, Romero, la parata di Lucano in due tempi, poi non vuole rischiare nulla Troest. In verticale, nello spazio, a Bonchilè, tutto di prima, verso De Cerchio, si muove Romero che chiede il pallone, preferisce allargare sulla sinistra, però De Cerchio, c'è Lambiase che guadagna a campo, il traversone, anzi no, palla per Rasi, c'è adesso il traversone, stacca Bonchilè di testa sul secondo palo, la posizione era regolare, Serra può tentare anche la conclusione, viene chiuso però Parisi, alza la testa, ci prova lui con il destro dalla distanza, pallone impreciso. Lambiase, arriva adesso il traversone, esce con i pugni Lucano, poi De Cerchio all'interno dell'area di rigore, De Cerchio ancora Lucano, dice di no, poi Troest si addormenta, la palla è buona per Rasi all'interno dell'area di rigore, Rasi, De Cerchio, sì! Sì! Alessio De Cerchio fa 1-1, andiamo! Ancora Di Filippo con l'esterno, pericoloso il pallone, Maldonado non riesce ad intervenire, occhio alla Cavese che all'interno dell'area di rigore sul secondo palo a Bonchele, allontana, era in agguato Lops, Madi, in verticale, buona la palla verso Romero, prova a girarsi Romero, Lucano, poi a Bonchele col piattone, Truest che poi spara su Magri che riesce ad allontanare, salta Rasi, ancora lui in verticale, buono il pallone per Di Piazza che prova a controllare, la tiene viva, se la porta avanti con la testa di Piazza che la mette dentro, attenzione Antonelli, il 2-1 della Cavese, ha segnato Antonelli, Parisi si accentra, riesce a trovare a Bonchele, bella la palla per De Cerchio, De Cerchio all'interno dell'area di rigore, Serra, fuori di pochissimo, il destro di Serra, prova ad inserirsi a Bonchele, non viene servito, Romero, ancora De Cerchio, Laiale pensaci tu, De Cerchio, il mancino di De Cerchio, Lucano, blocca ancora, Felleca,
Può provare anche la conclusione, attenzione Felleca, prova a piazzarla Esposito. Cosa ha preso Esposito? Bella palla per Felleca, è tutto regolare, Felleca può andare all'interno dell'area di rigore, Felleca chiuso, entra sul sinistro, Felleca, Parisi, anticipa di piazza. Romero. Perde palla, Tropea, Urso, tutto di prima, Felleca su Antonelli. Antonelli finta il cross che non arriva, lo scambio ancora con Felleca. Al limite dell'area, pallone morbido sul secondo palo di piazza, la prende Esposito. Chiedono il gol i giocatori della Cavese, ma si lascia proseguire il direttore di gara, l'ha presa sulla linea Esposito. Provvidenziale il suo intervento, resta in attacco la Cavese, Antonelli, Zenelai, palla per Urso, può tentare la conclusione, la carica, il destro vola Esposito. La sovrapposizione di Lopsi, il pallone in verticale per Felleca, attenzione, interessante la palla, no, ecco, io lo sapevo. Calcio di rigore, fuori tempo, Esposito che atterra Felleca, calcio di rigore per la Cavese. La rincorsa di Urso, 1 contro 1, Urso al tiro lo spiazza. Spiazza totalmente Esposito, 3-1 Cavese. Ancora Romero, pallone buono per Grandis. Oh, no, non c'è fallo, si continua. Tocco morbido di Maldonado verso Romero, il controllo di Romero, sì! Sì! Nicola Romero! 3-2. Resta al limite dell'aria la Cavese. Con Felleca che torna ad Antonelli, può andare col traversone, arriva adesso sul secondo palo, Parisi il palo, via allontana Serra. Maldonado, Di Nardo. Grandis, palla ancora per Di Nardo che allarga per Parisi, attenzione, può pensare anche alla conclusione Parisi, 1 contro 1, Parisi a fin di palo, traversone, salta Rasi, palla fuori di pochissimo, campo basso vicino al gol del pareggio. Di Nardo all'interno dell'area di rigore, Di Nardo porta a spasso la palla, scarica il destro, Lucano la prende, che cosa ha preso Lucano? E infatti non c'è più tempo, è finita, 3-2 per la Cavese, ma vince il Campobasso con un punteggio complessivo di 7-5, si vola in finale di questa Pole Scudetto. Avevo detto negli spogliatoi questo, di non sottovalutare la partita. Avevamo dato tutti troppo per scontato il fatto che avessimo già la finale in tasca. E nel calcio purtroppo non c'è nulla di scontato, questo ci servirà a me personalmente, ma penso a tutti da lezione. Sul primo gol l'ho rivisto prima, siamo stati molli, così come sul secondo siamo stati molli. Poi abbiamo, secondo me, fatto una buona partita il primo tempo, anche con buone trame. Poi dopo il secondo gol ci ha tolto un pochino di fiducia e il terzo ce la stava quasi togliendo definitivamente. Poi siamo stati bravi con Nicolò a riportare la partita sul binario giusto, diciamo. Abbiamo creato un bel po' di palle gol in queste 3 partite. Oggi secondo me, se fossimo stati un pochino più cinici, un pochino più cattivi, 1-1, 2-1 la partita sarebbe cambiata. Però loro comunque sono una signora squadra, bisogna fargli complimenti. La nostra mente è più libera adesso, mente libera, mente sgombra, gambe libere, la cosa si vede. Poi l'abbiamo gestita così, tutta la pole fino ad ora l'abbiamo gestito così, l'ho detto l'altra volta, è uscita questa cosa divertimento serio, che poi alla fine è azzeccata, è quello, e ci ha portato dei buoni risultati. Tranne oggi, sono sincero, oggi non mi sono divertito come a Cava, tranne un po' a tratti il primo tempo, perché abbiamo fatto secondo me le migliori trame di queste 3 partite, però poi dopo l'abbiamo sporcata regalando quei gol con l'atteggiamento che non è stato quello che vorrei vedere il 15. Noi sin dal primo giorno sapevamo di dover fare questa Pole Scudetto e poi come andava, però come ho detto precedentemente, quando stai bene in una città, quando stai bene in un gruppo, non vuoi mai lasciare la città in cui ti trovi
e poi veramente è stato un piacere, ed è un piacere e continua ad essere un piacere vivermi lo spogliatoio, noi ragazzi 24 ore su 24. Quando mentalmente comunque la testa è un po' sgombra, perché l'obiettivo l'abbiamo portato a termine, che era vincere questo campionato. Fisicamente sei un po' stanco, però il gruppo regna anche su questo e noi passiamo i giorni, ci stanno volando, però è sempre bello stare insieme e poi escono queste prestazioni a un anno che sono partito in ritiro. Io sono partito in ritiro il 17 di luglio e tu mi potresti chiedere sei stanco? Sì, sono stanco, però veramente mi allenerei un altro mese con loro. La Cavese soffriva un po' questo, soffriva il dinamismo, soffriva le palle filtranti perché erano abbastanza larghi, quindi in settimana il mister l'ha preparata veramente bene ed è stata la nostra forza, perché comunque, come ho sempre detto, siamo 25 giocatori forti e chi gioca farà sempre la propria partita e anche oggi è uscita un'altra ottima prestazione. Peccato per il risultato, che era l'ultima partita in casa dove volevamo vincere davanti ai nostri tifosi, ma sono sicuro che capiranno. Mi porto l'abbraccio a centrocampo di tutta la squadra, convocati e non convocati, dopo la partita di, mi sembra, Notaresco, e mi porto le parole dentro lo spogliatoio prima di Riccione, che venivamo da 3 comunque pareggi e l'Aquila si faceva avanti. Però ti dico la verità, dopo è sempre bello parlare, è sempre facile, però se parlavi con ognuno di noi sapevamo che potevamo portare l'obiettivo a termine, ma perché dipendeva da noi, cioè è sempre dipeso da ogni ragazzo. E se tu mi dovessi fare una domanda, chi è che ti ha impressionato di più? Io ti dico, mi ha impressionato di più chi ha giocato di meno, perché non ha mai mollato, ogni settimana si allenava veramente al 300% e ha reso possibile far allenare chi giocava di più al 100%. Quindi ti dico questa immagine, l'immagine del gruppo, come abbiamo vinto il campionato grazie al gruppo e basta. Sarà dunque Campobasso-Trapani la finalissima pool scudetto del campionato di Serie D 2023-2024. Si giocherà domenica prossima, domenica 16 giugno. Un in bocca al lupo alla squadra di Alfio Torrisi, a questo punto a un passo da uno storico triplete. Voltiamo pagina perché adesso parliamo di eccellenza. Grande soddisfazione in casa Modica, è finita 2-2 la partita di ritorno ed in virtù della vittoria fuori casa 7 giorni fa la squadra di Settineri giocherà la finalissima contro il Pompei. La vincente la prossima stagione disputerà il campionato di Serie D. Il Modica fa sua la sfida di ritorno della semifinale playoff nazionale di eccellenza contro l'Aurora Alto Casertano e vola l'ultimo atto degli spareggi per il salto in Serie D. La formazione di Alessandro Settineri, rimontando per 2 volte gli avversari, non delude le attese dei tifosi rossoblù. Come sempre ha corso in massa al Vincenzo Barone, facendo gioire un'intera città. L'approccio alla gara dei padroni di casa e di quelli aggressivi al 5° minuto la potrebbe già sbloccare, ma il sinistro di Savasta è ben disinnescato in angolo da Esposito. Vantaggio che al minuto 10 trova però l'Aurora Alto Casertano grazie ad una sfortunata autorrete di Ballatore che spedisce alle spalle di Marino il tentativo in scivolata di Petrone sul cross dalla sinistra di Mema, pareggiando di fatto il gol dell'andata di Palmisano. Il Modica prova a reagire, lo fa al 32esimo con Savasta che troverebbe anche la rete del pareggio, ma la signora Molinaro su indicazioni del primo collaboratore Galluzzo annulla per posizione di fuorigioco, mentre al 36esimo solo il decisivo intervento in angolo di Puolo nega a Savasta il più comodo dei
tap-in ravvicinati. Gli sforzi dei rossoblù vengono premiati però al minuto 43, quando Cacciola gira in rete il cross dalla sinistra di Strano, facendo esplodere di gioia i tifosi rossoblù. Un gol importantissimo, quello messo a segno dal classe 98, bravo a firmare così l'1-1, il suo quinto sigillo stagionale. Nella ripresa è ancora la formazione di casa a provarci. Al 54esimo la potrebbe ribaltare, ma prima il palo nega a Parisi la gioia del gol, e sulla ribattuta già quinto, probabilmente con un braccio, respinge il sinistro di Cacciola che vorrebbe il rigore, ma la signora Molinaro lascia giocare. Il fischietto della sezione di Lamezia non ha dubbi invece 2 minuti più tardi, quando assegna all'Aurora Alto Casertano il penalty per l'intervento in area di Palmisano su Petrone, e con Ciccarelli che dall'ischietto si fa prima respingere il tiro da Marino e poi sulla ribattuta è il più lesto a ribadire in rete il nuovo vantaggio per i suoi. Una gioia che per la formazione campana dura poco, però infatti dopo la traversa colpita dai rossoblù al minuto 70 con Ballatore, il Modica ciuffa il pareggio 2 minuti più tardi, quando il solito Savasta di testa mette alle spalle di Esposito la punizione di Cacciola, facendo così Modica 2, Alto Casertano 2, e stadio nuovamente in delirio per la pesantissima rete firmata dal bomber rossoblù, sommerso poi dall'abbraccio di tutti i compagni. Per Savasta si tratta invece del 23esimo sigillo stagionale. Nel finale poi gli ospiti tentano l'assalto disperato, ma il destro di Puolo in pieno recupero non produce l'effetto sperato. Poi dopo 7 minuti di recupero concessi dalla signora Martina Molinaro può gioire la squadra rossoblù, che vola dunque alla finale playoff nazionale di eccellenza, dove contenderà al Pompei in una doppia sfida la promozione in quarta serie. Una gran bella soddisfazione per questa gente, soprattutto per i ragazzi e la società. Certo la fortuna non ci aiuta, perché comunque non c'è mai un palo che vada dentro, una traversa e così via, cose incredibili, colpite a pieno. Però a prescindere da questo, forse a livello qualitativo sono molto obiettivo. Abbiamo trovato di fronte una squadra che ha un'idea di gioco, l'avevo detto prima. Abbiamo avuto anche timore a un certo punto, perché ci sta, perché hai vicino una cosa impensabile e quindi nasce in ognuno di noi un pizzico di timore. Però un gruppo veramente in gamba, me lo dico col cuore, un gruppo che quando non riesce a esprimere il nostro calcio, perché oggi siamo stati più contratti, ci mette tanta anima e tanta attenzione, e purtroppo abbiamo preso un rigore su una punizione che era a favore nostro, nasce l'azione del loro rigore e anche un contropiede per costruire da dietro sul primo gol. Però dico, poco importa, godiamoci questa meravigliosa giornata. Credo che è la cosa più bella che in questo momento dobbiamo condividere tutti e godercela. Oggi il Modica, scusami, è arrivato in finale a discapito di tutto quello che ho sentito in 4 mesi e mezzo, 5 mesi che sono qua. Domenica prossima, domenica 16 giugno, partita di andata in casa del Modica e poi il ritorno giorno 23 in casa del Pompei. Vedremo come andrà a finire. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e sarà ancora penalty. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
trovare all'Accademia dei Sapori in via Vincenzo Bellini 85, Valverde. E per tutto il mese di giugno troverete il nostro menù completo, primo, secondo, contorno e bevanda a soli 15 euro. Che aspettate? Dunque, ho una comunicazione importante. Prendete nota. Quando? 19 giugno 2024. Dove? Teatro Regina Margherita a Caltanissetta in Sicilia. A che ora? Alle ore 16. Ingresso gratuito. Ci sarà l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Penalty 2024 Awards. Conduce Ettore Tortorici. Potete mai mancare? Non credo proprio. Quindi io personalmente do l'appuntamento a tutti i miei amici siciliani che hanno piacere di incontrarmi. Ci possiamo incontrare al Teatro Margherita, perché oltre ai tanti ospiti del mondo del calcio, ci saranno anche tanti ospiti del mondo dello spettacolo, con tante premiazioni. E tra questi premiati ci sto pure io. Quindi, ricapitolando, Teatro Regina Margherita a Caltanissetta alle ore 16 con ingresso gratuito, quando il 19 giugno 2024 l'evento più atteso del calcio dilettantistico. Non puoi mancare, ti aspetto. Eccoci rientrati, seconda parte della nostra trasmissione, seconda parte dedicata principalmente ai Penalty Awards che saranno di scena giorno 19 alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, il vero e proprio galà del calcio dilettantistico siciliano. Per parlare dei Penalty Awards chiaramente dobbiamo parlare soprattutto di Caltanissetta. Guardiamoci questa bella clip. Il monumento al Redentore si trova sulla vetta più alta del Monte San Giuliano, che sovrasta tutta Caltanissetta. Si tratta di un piedistallo contenente nel suo interno una cappella che inizia a pianta quadrata e diventa circolare per concedere un adeguato appoggio alla statua del Redentore. Fu realizzata su progetto dell'architetto Ernesto Basile, figlio di Giovan Battista Basile, il celebre architetto che costruì il Teatro Massimo di Palermo. La chiesa di San Domenico è stata fondata nel 1400 dopo l'arrivo dei Moncada a Caltanissetta. L'edificio venne costruito al centro del quartiere Angeli, dove allora non esistevano altre chiese. La costruzione della chiesa si intreccia con la storia della città e della famiglia Moncada. Antonio Moncada, infatti, nel 1458 dovette rinunciare all'abito talare e come risarcimento all'ordine domenicano cui apparteneva, fece costruire una chiesa con annesso convento. La chiesa continuò ad essere arricchita e migliorata nel tempo.
Il prospetto della chiesa, convesso nella parte centrale e concavo lateralmente, fu costruito nel 600 e dallo stesso periodo risale la preziosa tela del toscano Filippo Paladini, dipinto che ritrae la Madonna del Rosario. Questa tela ha un'importante valenza storica, oltre che artistica, in quanto vi sono ritratti i figli del conte Francesco Moncada. Una bellezza fatta di cultura e storia, quella di Caltanissetta, la location dell'11ª edizione dei Penalty Awards. Adesso ci guardiamo invece le nomination di questa 11ª edizione.
Scopriremo i vincitori di questa 11ª edizione dei Penalty Awards solo ed esclusivamente sul palco del Teatro Regina Margherita. Pertanto vi aspettiamo giorno 19 alle ore 16 con ingresso gratuito a Caltanissetta. All'interno dei Penalty Awards anche quest'anno tanto spettacolo. Un artista ci verrà a trovare, un grandissimo artista, a metà tra il mimo e soprattutto la danza. Lui si chiama Aloscia. Ho visto cose in Sicilia che non potreste neanche immaginarvi. Ho visto poeti e cantastorie animarsi tra vigneti e grotte, tra antichi monasteri, strade, piazze e borghi abbandonati. Ho visto picciriddi, figlioli, menzani, vecchi, cani e gatti stare tutti insieme allegramente, senza telefonini in mano, per condividere la vita e ballare al richiamo di un canto o un cunto, in siciliano, lingua madre. Ho visto l'ultimo re dei siculi, Ducezio, animarsi con Macalda da Scaletta per una partita a scacchi persa malamente. E poi, al lato, ho visto Polifemo e Colapesce a ricriarisi allo stesso tavolo, con cozze di ganzirri, fave a maccu, pasta con euro da siccia, pisce stocco a ghiotta, braciolettini di pisce spada d'uscitto e caponatina. E alla fine hanno offerto cannola e malvasia per tutti. Ho visto una busiata Giapanisi fare l'amore di nascosto con grano antico madonita. L'arancino fare una fuitina con l'arancina, un cantastorie diventare contadino, un orto diventare teatro e un teatro diventare chiesa. Ho visto una regina cantare in to castello, una nonna che dipingendo trasformava un carretto in una 500 e una carusa di talento che invece è riuscita a trasformare un carretto in barca di speranza. In un borgo ho visto le mamme che ti facevano fare un giro due paesi per poi aprire le loro case e darti da mangiare cose buone. A mare ho visto un uomo salvato dai delfini e i maestri d'ascia salvati da un sogno. Ho visto un vecchio che nella sua vita voleva fare il pittore, l'attore, il poeta, per poi fare veramente il pittore, l'attore, il poeta e persino il padre. Ho visto invece i quadri di un pittore famoso che da Parigi guardava fuori dalla sua finestra, ma vedeva sempre Umari e Lucastello di Aci Trezza e Aci Castello. Ho visto un uomo diventare pupo e un pupo diventare uomo. Ho visto un uomo che un giorno si buttava il pupo in serie a pranzo alla sua casa e io feci settare il capo di tavola. E poi ho visto un vecchio puparo portare avanti il lavoro che aveva visto fare al nonno, riuscendo ancora a fare sognare i bambini. Ho visto una picciotta cantare a squarciagola in tana piazza il dolore di una madre che perdiu suo figlio, un dottoretto di Nomattilio per mano di un mafioso prepotente e di uno stato assente. Poi ho visto un cristiano che un giorno s'ammalava malamente, andava in spiaggia sofferente e piangeva per i pesci che vedeva inturciuniati tra la rizza e i pescatori. E allora decidivo di renderli immortali, i pesci dello stretto di Messina. E incominciavo a farli invincibili, di ferro. Io l'ho vista a Mocciuni cantare questa terra antica e spesso il suo mare sussurrarmi parole di poesia, tragedia e sentimenti, tra venti di scirocco e maesciali, in una notte iscuratina.
Ho visto un vecchio sopra un traghetto che salutava la Sicilia chi lacrime intall'occhi, mentre un picciotto poco distante urlava al mondo: «Madre, tornerò!» Ho visto e sentito cose in Sicilia che non potreste neanche immaginarvi. La magia di Aloscia sarà accompagnata anche dalla presenza sul palco dei Penalty Awards di un'artista straordinaria. Lei si chiama Adela. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma come lume cari. L'anima chianci addolorata non si dà pace, ma chi mala nottata. Lo tempo passa ma non aggiorna, non c'è mai soli no, se tu non torna. Brucia la terra mia e abbrucia lume cari, chi si ti dà qua ida io si ti dà morire. A cui canto la mia canzone, se non c'è nudo casa faccia lu barconi. Brucia la luna in cielo, io brucio in gelosia. Mi giro e voto un tasto letto senza idea e mi consumo a poco se tu non torni e studi stume fuoco. Passata a sospirare.
brucia la terra mia e abbrucia lume cari. Che si ti dà guaida e io si ti da morire. A cula canto la me canzoni, se non c'è nudo che si affaccia a lu barcuni. Chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani solo sul canale 19 di TVM Palermo a partire dalle ore 22, anche domani parleremo dei Penalty Awards. Grazie per essere stati con noi, a domani!